Con la seconda domenica di Avvento, in questo nuovo anno liturgico caratterizzato dalla lettera C, il Vangelo di Luca ci porta al momento iniziale del ministero pubblico di Gesù. Ma l'attenzione è focalizzata sul personaggio di Giovanni Battista. Da abile storico ellenista, Luca inizia il suo racconto con un inquadramento cronologico. È l'indicazione più precisa che troviamo in tutti i Vangeli, in quanto riferimento al calendario. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio avvenne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. L'espressione la parola di Dio avvenne è tipicamente ebraica. In greco è una imitazione, come avviene per la nostra traduzione italiana. Non è il verbo venire che adopera l'Evangelista, ma il verbo avvenire, capitare, accadere. La parola di Dio è un evento che si realizza in quell'uomo marginale, Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, mentre i grandi comandavano. Nell'anno 15° dell'impero di Tiberio, che corrisponde al 28-29 circa, secondo il nostro modo di calcolare gli anni, avvenne qualche cosa di importante. Un uomo nel deserto sentì la parola di Dio e percorse la regione della Giudea nei dintorni del Giordano, predicando una immersione di penitenza e annunciando l'imminente venuta del Messia. La figura di Giovanni Battista ci introduce ogni anno all'incontro con il Signore, come colui che ha preparato la strada. È l'ultimo profeta, quello che ha la possibilità di dire: ecco, ci siamo, Dio mantiene la promessa. La prima lettura è tratta dal testo del profeta Baruch, un libro deuterocanonico scritto in greco in epoca molto tardiva, che riprende dei motivi più antichi. È un poema profetico in cui l'autore si rivolge a Gerusalemme immaginandola come una donna vedova che ha perso i figli, una donna anziana e triste, vestita a lutto, afflitta e amareggiata dalla vita, la quale sembra non aspettare più nulla perché ha perso tutto. A questa figura simbolica il profeta si rivolge dicendole: togli il vestito nero, togli l'abito da lutto, rivestiti dello splendore, mettiti il vestito più bello che hai, avvolgiti nel manto della giustizia, mettiti sul capo una corona di gloria, perché Dio ti mostrerà il suo splendore. Sorgi, Gerusalemme, non stare seduta, prostrata nella polvere. Alzati, stai in piedi, sali sul monte. Guarda, i tuoi figli tornano. Se immaginiamo la scena, abbiamo qualche cosa di poetico e di avvincente. Questa donna anziana, triste, in lutto, si cambia di vestito. Dal volto scuro per il dolore assume una sfumatura luminosa. Le si allarga la bocca nel sorriso, perché vede tornare i figli. La vediamo salire sulla montagna, aprire le braccia col vestito bello, sorridere di gioia,
Perché? Perché c'è ancora speranza. I figli tornano, non sono finiti, si erano allontanati nel dolore, ma tornano nella gioia. Il Salmo 125, gioiello che celebra il ritorno dall'esilio, commenta la stessa immagine. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Il Signore riconduce la sorte di Sion, riporta all'antica speranza, rinnova la possibilità della salvezza. E se adesso siamo nella fase in cui andiamo piangendo, seminando, perdendo quello che abbiamo, siamo sicuri che torneremo con gioia, raccogliendo i frutti di questo impegno. La seconda lettura ci propone una esortazione che l'Apostolo Paolo rivolge ai Filippesi, convinto che Dio porterà a compimento l'opera buona che ha iniziato in noi. Ci sono già i segni di questa opera buona. Dio ha cominciato in noi a costruire qualche cosa. Anche su di noi è avvenuta la parola. C'è un incontro, non c'è solo una promessa, c'è già un inizio di realizzazione. Ebbene, quello che manca ancora il Signore lo porterà a compimento. È necessario crescere nella conoscenza, nel discernimento, per diventare pienamente conformi alla volontà del Signore. L'annuncio del Battista di appianare le strade, di livellare i monti, di riempire i burroni, riguarda proprio la nostra esistenza. È l'impegno a trasformare il nostro disastrato deserto in un giardino pianeggiante. Facciamo spazio al Signore, lasciamolo operare nella nostra vita.